Siamo tornati al Caffè Palladio di Piombino Dese a 2 settimane dall'apertura per fare il punto della situazione. A 2 settimane dall'apertura noi siamo molto soddisfatti della nuova veste del Caffè Palladio. Vediamo che la nostra clientela veramente è molto contenta, lavorando sia di giorno che di sera, sia i ragazzi che magari le persone che frequentano il locale a qualsiasi orario entrano dentro con un entusiasmo nuovo. Il locale è molto più luminoso e si presta veramente di più a servire la clientela. Questo veramente è stata grazie alla collaborazione stretta tra noi e l'architetto, che ha fatto un lavoro fantastico questa volta. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'inaugurazione, tutti i clienti che affluiscono qua al Caffè Palladio, e vogliamo comunque ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, i carpentieri, l'idraulico, l'elettricista, anche chi ha restaurato i serramenti e tutti i pittori, che c'è stata una collaborazione veramente ottima, ha potuto fare la realizzazione in brevissimo tempo. E siamo veramente contenti di questa ristrutturazione e questa nuova veste del Caffè Palladio. In bocca al lupo, fratellino. Siamo coprogettista di Punto CM, un connubio storico con Caffè Palladio. Sì, il Caffè Palladio l'avevamo arredato ben 26 anni fa, trasformando un locale di paese in una sorta di caffè viennese. Poi i tempi sono cambiati, l'utilizzo del locale è cambiato e l'inserimento del lavoro dei 2 figli del vecchio titolare di questo locale ha fatto sì che il locale lavorasse per quasi 24 ore. Abbiamo reinterpretato in chiave più moderna e per in qualche modo vestire queste fasi di lavoro il locale, che sembra abbia una buona risposta.